Siamo qui con Gianluca Schiavon, giurista, storico attivista della sinistra veneziana. Come mai ha accettato la candidatura per Unione Popolare? Allora, la situazione è molto grave, il rischio di una vittoria delle destre in Italia è molto forte. Come Unione Popolare vorremmo essere un voto triplice, un voto contro la vittoria delle destre liberiste e reazionarie, un voto per la difesa del popolo che fa fatica ad arrivare alla fine del mese e un voto che rilancia il sistema europeo in termini di solidarietà senza guerra e inquinamento. Uno dei cavalli di battaglia nel vostro simbolo è proprio la presenza dei colori della bandiera della pace. Non rischiate di portare un vantaggio a un Putin che oggi fa la guerra in Ucraina? Non si discute su chi è l'aggressore e chi è l'aggredito. L'aggressore è Putin, l'aggredito è l'Ucraina. Però ci sono tante altre guerre fondamentali in giro per il mondo che incidono sulle risorse energetiche, pensiamo all'Arabia Saudita che fa la guerra in Yemen, e a risolvere il problema della guerra ci arriva direttamente un vantaggio a noi cittadini per le bollette del gas, per l'energia, quindi far andare avanti la pace, far dismettere i cannonieri significa risolvere i problemi dei cittadini immediatamente. Pensate che ogni portaerei costa 120 milioni di euro. Pensate quanti asili nido, quante case popolari si potrebbero costruire per ogni singolo cannoniere risparmiato. E in più ci sono migliaia di morti in Ucraina e quindi la questione della pace è una questione che ci riguarda tutti, a partire dalle bollette, a partire dall'energia, a partire dal nostro sistema industriale che così non tiene. Uno dei temi storici della sinistra è proprio quello del lavoro e l'interesse per le fasce più deboli. Qual è la vostra proposta, Gianluca Schiavon? Ci sono troppi contratti di lavoro, ci sono 42 forme di lavoro precario. Bisogna, come fanno in Spagna, semplificare. Contratto unico a termine, ma soprattutto contratto a tempo indeterminato per permettere alle persone di costruirsi una vita intorno al lavoro. Il lavoro è lo strumento con cui i cittadini e le cittadine accrescono non solo il loro livello di reddito, ma anche la loro consapevolezza e la loro possibilità di crearsi un futuro. Lei è candidato per il collegio plurinominale Veneto 1, un territorio che interessa non solo Chioggia ma anche la provincia di Rovigo. Qual è la sua proposta per questi territori? Guardate, la situazione è drammatica soprattutto dal punto di vista ambientale. Vediamo i fiumi quasi secchi, vediamo problemi anche, si continua a parlare di gas e carbone quando la provincia di Rovigo è stata devastata in passato da queste centrali. Noi vogliamo ripartire, certo, da uno sviluppo industriale, senza industria non si va da nessuna parte, ma dall'ambiente. L'ambiente è un pezzo fondamentale anche dell'attività produttiva, pensiamo alla pesca. Senza risorse energetiche non c'è pesca e quindi il contrario di quello che dice la destra e anche il PD, cioè l'idea di regionalizzare questi temi ambientali è una scemenza, perché semmai il problema va portato in Europa e va portato a livello nazionale.